Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. L'influenza ha raggiunto il suo picco, boom di accessi nel pronto soccorso della Sicilia, centinaia di pazienti in attesa, ospedali in tilt. A Carlentini si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un uomo carbonizzato. I resti potrebbero appartenere a un 35enne catanese scomparso lunedì. Bimbo picchiato a Catania, indagini interne ai servizi sociali per la verifica di precedenti segnalazioni sulla famiglia. Il tribunale sospende la responsabilità genitoriale ai 4 fratellini affidati ai nonni tra polemiche e solidarietà. Si apre una voragine nel marciapiede a lungomare di Riposto, nel Catanese. Il sindaco basta prima di intervenire, aspettiamo il parere tecnico. A Catania tonnellate di rifiuti attendono di essere rimosse a San Berillo, ma la ditta che si occupa della raccolta, la Gema, non può procedere per la mancanza di un certificato. Calcio, il Palermo punta a una vittoria contro il Mantova per rilanciarsi nella corsa alla promozione. Sul fronte mercato si lavora per Tramoni, Diachite e Corona vicini all'addio. Serie C, emergenza difesa nel Catania che prepara la sfida interna di domenica contro la Cavese. Toscano spera nel recupero di Allegretto, Luperini ceduto in prestito al Livorno. Basket, Trapani Shakhtar fuori dalla Champions dopo la partita surreale in Bulgaria. Intanto il Tribunale federale indaga su possibili irregolarità nella documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A. Bentrovati. Cresce la pressione sugli ospedali siciliani per effetto del picco di influenza. La Sicilia quest'anno mostra il maggior contagio del paese e non riesce a far fronte alle richieste di cura. Manlio Viola. Non accenna a rientrare l'emergenza influenza negli ospedali siciliani, al contrario cresce la pressione sui pronto soccorso dell'isola. Non solo Palermo, anche le aree di emergenza di Catania, Ragusa, Trapani e Agrigento sono prese d'assalto da pazienti colpiti da crisi respiratorie legate alla variante K dell'influenza stagionale. Questa mattina in crisi c'era il pronto soccorso del Civico di Palermo, nel pomeriggio in tilt anche altre strutture. Il pronto soccorso dell'ospedale Canizzaro di Catania denuncia nella giornata di ieri un aumento del 25% degli accessi, soprattutto da parte degli over 60. Polmonite e febbre alta colpiscono però anche i bambini, tanto che il pronto soccorso pediatrico del medesimo nosocomio denuncia problemi analoghi. Il ricovero si rende necessario per i piccoli che non rispondono agli antipiretici, dunque la febbre non scende. Il pronto soccorso di Villa Sofia è sotto osservazione già da qualche giorno, dopo che il presidente della regione ha convocato il manager Alessandro Mazzara. Situazione difficile anche al Garibaldi di Catania, con un aumento del 30% di pazienti con problemi respiratori, così come succede anche al Papardo di Messina. Sotto pressione gli ospedali di Partinico, Corleone, Petralia e Termini Imerese nel Palermitano, il Piemonte di Messina, il San Marco Rodolico di Catania, i 6 ospedali dell'Aspe di Trapani, le strutture ragusane e siracusane, il Policlinico Vartino. Al Policlinico Giaccone di Palermo è stata istituita una task force che valuta quotidianamente la situazione e gli interventi. Per recuperare posti letto è stata decisa la sospensione dei ricoveri programmati, ad eccezione di quelli oncologici, e la momentanea trasformazione dei posti nei reparti a bassa occupazione in posti letto di area medica per fronteggiare l'emergenza. Si indaga per omicidio a Carlentini dopo il ritrovamento di un uomo carbonizzato trovato in un'auto bruciata incontrata a San Demetrio. I resti potrebbero appartenere a un 35enne catanese scomparso lunedì e l'uomo aveva precedenti nel mondo della droga. Francesco Aloi. A Carlentini si indaga per omicidio. Secondo gli investigatori è questa l'ipotesi più accreditata nel caso dell'uomo morto carbonizzato all'interno di un'auto bruciata ritrovata in contrada San Demetrio. A confermarlo è la procuratrice capo di Siracusa Sabrina Gambino, che abbiamo raggiunto al telefono. Le ossa umane trovate nel sedile posteriore dell'auto, completamente distrutta dalle fiamme, noleggiata da Salvatore Privitera, potrebbero essere del 35enne catanese del villaggio Sant'Agata, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Per questo servirà l'esame del DNA, ma gli inquirenti hanno disposto anche una TAC per capire se nelle ossa ci siano lesioni legate ad armi, da fuoco o da taglio. L'uomo, che ha 2 figli, ha qualche procedimento penale aperto per questioni di droga. A portare i familiari del giovane sul luogo del ritrovamento è stato il rilevatore GPS del mezzo, che li ha indirizzati in quel punto, lontano da occhi indiscreti, luogo perfetto per non lasciare tracce. Inizialmente i genitori non si erano accorti della presenza all'interno dell'auto di resti umani.
Il caso ha tutte le caratteristiche di un giallo. Perché l'auto è arrivata fin qui? Alla guida c'era Salvatore e il cadavere carbonizzato è il suo. Se è omicidio, perché? Domande a cui i carabinieri stanno cercando risposte. La vicenda del bimbo picchiato a Catania con un cucchiaio di legno dal patrigno, adesso gli occhi sono puntati sui servizi sociali, sono state disposte delle indagini interne per verificare precedenti segnalazioni sulla famiglia. Il Tribunale intanto ha sospeso la responsabilità genitoriale. I 4 fratellini sono stati affidati ai nonni tra polemiche e solidarietà. Emanuela Corsi. La vicenda del bimbo picchiato in un video, postato poi sui social, continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica ma anche delle polemiche. Lo scorso giugno il piccolo era stato trovato dalla polizia su una bici mentre cercava di raggiungere la madre e le 3 sorelline in un centro commerciale dove si erano recate senza di lui. La procura per i minorenni aveva incaricato i servizi sociali del comune di monitorare il nucleo familiare e sollecitato un'indagine che, secondo quanto emerso, non sarebbe stata eseguita e neppure presa in carico. L'assessore ai servizi sociali di Catania, Serena Spoto, raggiunta telefonicamente, ci dice che stanno cercando di ricostruire la vicenda e ha avviato delle verifiche interne per accertare eventuali responsabilità. In caso di negligenze, annuncia l'assessore, verranno presi tutti i provvedimenti. Intanto il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre del piccolo e delle altre 3 sorelline. Tutti e 4 i bambini sono stati affidati temporaneamente ai nonni materni, che saranno però valutati da un'equipe multidisciplinare. Una vicenda drammatica che ha indignato ma anche commosso tutti. In questo video amatoriale si vedono i 4 fratellini assieme alla nonna su un palco durante una manifestazione mentre ricevono dei regali. Un gesto solidale che però ha fatto storcere il naso a molti per l'esposizione mediatica dei 4 minori protagonisti di una storia di grave disagio familiare. E il caso è finito anche all'attenzione di Telefono Azzurro, la linea di ascolto per le piccole vittime di violenza. Vogliamo ringraziare, dicono, questo bambino. Ci sono linee dedicate anche ai genitori, però per le modalità educative. Lorena Dolci. Innanzitutto Telefono Azzurro vuole ringraziare questo bambino che è riuscito, cioè che ha tentato e sta tentando di uscire da questa situazione. A 10 anni ha trasformato botte, urla e umiliazioni in una via di riscatto. Ho pubblicato io il video, poi diventato virale, ha raccontato il bambino ai magistrati perché volevo che fosse messo in ridicolo chi agiva così contro un bambino indifeso. Telefono Azzurro ogni giorno ascolta bambini e adolescenti e offre delle risposte concrete per quelle che sono le loro richieste d'aiuto. Questo ragazzino, nonostante la sua giovane età, questo minore è riuscito a trovare un varco rispetto alla sofferenza che stava provando. Non tutti i minori hanno questo sangue freddo, soprattutto a loro guarda Telefono Azzurro, che cerca di dare voce alle piccole vittime di abusi e violenze, ma l'associazione si rivolge anche agli adulti che scambiano l'educazione con la sopraffazione. Credo che anche le famiglie che hanno necessità di trovare un supporto possano rivolgere a dei professionisti. Telefono Azzurro ha anche delle linee dedicate agli adulti che hanno bisogno di confrontarsi. Di povertà educativa e ignoranza parla invece il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, che ha in carico la vicenda. Bisogna partire dalla scuola, ricorda, per combattere la dispersione scolastica e operare uno stretto controllo sui social. La grande sfida, dice l'ideatore del protocollo Liberi di scegliere per i figli di famiglie mafiose, e offrire alternative alla strada. A Palermo domani è stato convocato in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli spari allo Zen contro la chiesa e alcune abitazioni del quartiere. Il comitato sarà presieduto dal prefetto Massimo Mariani e sarà l'occasione per pianificare gli interventi e per sostenere l'azione del parroco Giovanni Giannalia. A Torre Archirafi, frazione Marinara di Riposto, nel Catanese, si è aperta una voragine sul marciapiede lungomare. Poca sicurezza lamenta chi passeggia o corre. Il sindaco Vasta dice: aspettiamo il parere tecnico prima di poter intervenire. Giusy Azzaro.
La vedete la voragine che ieri si è aperta sul marciapiede del lungomare di Torre Archilafi, frazione marinara di Riposto nel Catanese. A novembre i primi cedimenti per le mareggiate che avevano messo in allarme per la tenuta del muro del litorale. L'amministratore aveva transennato il tratto di marciapiede e messo dei sensori per monitorare la staticità della passeggiata. È pericoloso, soprattutto per i bambini che magari scappano di mano, soprattutto per quello. E così già dalle precedenti mareggiate c'è stato più di un intervento e questo incaponimento a ripararlo sempre nello stesso modo è soltanto uno spreco di denaro. Si deve passare sulla careggiata, diciamo, sulla strada anzi. Però comunque penso che lo sistemeranno a più presto. Sul lungomare di Torre Archilafi, molto frequentato da chi passeggia o corre, si deve intervenire al più presto. I dati sarebbero dovuti arrivare in questi giorni perché il monitoraggio è durato circa un mesetto. Chiaramente quando si parla di certi piccoli spostamenti il monitoraggio deve avere un tempo. Adesso aspettiamo comunque i dati perché dobbiamo capire se il muro sta ruotando verso il mare, perché appunto dobbiamo capire se deve essere demolito e ricostruito in cemento armato come è stato fatto nell'altro tratto, o se invece bisogna semplicemente rinforzarlo, metterlo in sicurezza e ripristinare la passeggiata. È in attesa di avere dei pareri tecnici comunali. Per chi transita sul lungomare resta il disagio di dover superare il tratto tra le transenne e la pista ciclabile. Adesso una breve pausa, poi parleremo di rifiuti a Catania, ma anche dello sciopero delle guide dell'Etna. A tra poco. A Catania, in civiltà e burocrazia, nel quartiere di San Berillo, tonnellate di rifiuti attendono di essere rimossi, ma la ditta che si occupa della raccolta, la Gema, non può procedere per la mancanza di un certificato. Tonino De Mana. Più che via Garro è uno sgarro, al vivere civile ed un'offesa, aggiungiamo noi, ai tanti progetti di rilancio per San Berillo, cuore pulsante di Catania. Dopo il nostro servizio denuncia, l'indignazione dei residenti e le tante segnalazioni dei cittadini, la maxi discarica continua a tagliare in due la strada, non consentendo neanche il passaggio dei pedoni. Cumuli di immondizia di ogni tipo e di ogni genere che si ammassano e che a volte vengono bruciati. Ma la domanda ricorrente è: cosa si aspetta per rimuoverli? Quesito che giriamo al direttore dei servizi di Gema, Massimo Cosentino. Non viene rimossa perché proprio la procedura tecnica impone questo, impone di procedere prima alle analisi, perché questi si possono intendere come rifiuti speciali che potrebbero anche essere pericolosi, e quindi occorre che il laboratorio di analisi ci dica come vanno smaltiti questi rifiuti. Siamo obbligati quindi a fare questa procedura. Quindi la burocrazia ancora una volta si mette di mezzo? Sì, noi siamo pronti come sempre ad intervenire, e c'è soltanto questo piccolo aspetto, piccolo o grande, che è quello del certificato. Da San Berillo a via Calliope, bonificata, sporcata ed ancora sporcata. Nostro malgrado, con dispiacere, ci siamo accorti che comunque qualcuno continua a gettare rifiuti. Bisogna che queste zone vengano attenzionate in maniera particolare. Speriamo che il nuovo anno porti novità e le tanto attese guardie ambientali, ultima trovata per fronteggiare gli incivili. Nuove regole e restrizioni per arrivare in quota sull'Etna e vedere quando è alimentata il fronte lavico. Non ci stanno però le guide, che per la prima volta si fermano e scioperano. Intanto la colata da ieri sera non è più alimentata. Luca Ciliberti. Il campo lavico sull'Etna, compreso tra Rocca Musarra e Rocca Capra, non è più alimentato. I fronti avanzati sono fermi e in raffreddamento. L'ultimo bollettino dell'INGV certifica dunque che la colata turistica, che in questi giorni ha attirato visitatori da ogni parte d'Italia sulla strada Pietra Cannone lungo la Mare Neve, al momento si è fermata. Tutta la porzione a monte del Campolavico fino a dove c'è visibilità, quindi sicuramente fino a Roccomusarra, è tutto il raffreddamento e non si vedono flussi in avanzamento. E ieri sera non si è fermata solo la colata, ma per la prima volta con uno storico sciopero si sono fermate anche le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna. Tutto è partito dalla scelta del prefetto di Catania, che di fatto ha irrigidito le ordinanze dei sindaci di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea, stabilendo l'obbligo di fermare le escursioni entro le 18, di fatto perdendo lo spettacolo della lava di sera e quello di rimanere a una distanza di 200 metri proprio dal fronte lavico. Pena persino i provvedimenti penali. Dall'altro lato però ci sono gli escursionisti fai da te che aggirano i divieti e si avvicinano fin sotto la colata.
Sicuramente ciò non vuol dire che dobbiamo andare troppo vicini o senza considerare i pericoli che una colata di lava può avere, però abbiamo tutta la professionalità e le competenze affinché questo possa essere gestito e non precluso. Nelle prossime ore il coordinamento delle guide alpine e vulcanologiche incontrerà tutte le istituzioni preposte alla sicurezza dell'Etna, mettendosi a disposizione e offrendo tutto il supporto per una migliore fruizione del vulcano, dalle segnalazioni dei punti di controllo efficaci all'assistenza in quota. Adesso una breve pausa e poi il calcio e anche il basket. A tra poco. Eccoci al calcio, marcia verso Mantova, il Palermo lavora per farsi trovare pronto per la prima gara del 2026. Sul mercato la prossima settimana sarà decisiva per Tramoni del Pisa. Sentiamo Marco Gullà. Iniziare bene il 2026, il mantra rosanero in vista del match contro il Mantova di domenica. Inzaghi vuole iniziare l'anno dando un segnale forte al campionato. Il Palermo c'è e vuole correre verso il traguardo della promozione diretta. Da valutare ancora Beresischi, il difensore jolly di Inzaghi non è ancora al top e la decisione sul suo eventuale impiego a Mantova sarà presa solo a ridosso del match. Mercato, il Palermo continua a puntare Tramoni del Pisa. Ieri l'esterno ha giocato senza brillare contro il Como. Il club nerazzurro potrebbe lasciarlo andare, ma vuole un'offerta importante per il cartellino. Il Palermo attende, ma potrebbe sferrare il colpo decisivo la prossima settimana. Il Pisa avrebbe chiesto informazioni su Ranocchia, ma per il club rosanero il centrocampista è incedibile. Per la difesa si attende la decisione di Magnani se continuare quindi con la Reggiana o tornare in rosanero. Diachite ormai vicino alla cessione. Sul difensore maliano c'è l'interesse dell'Avellino, ma suonano sirene di interesse anche dalla Francia. Infine Corona dovrebbe andare in prestito al Pescara. E in Serie C è sempre l'emergenza dettata dalle assenze a tenere banco in casa Catania. Monitorato Allegretto per la difesa, meno problemi per l'attacco dove rientra Lunetta e ci sarà Bruzzaniti con una settimana di lavoro con la squadra. Francesco Triolo. Stavolta l'emergenza in difesa per il Catania. I rossoazzurri sono pronti a viaggiare a buon ritmo in vista del ritorno al Massimino contro la Cavese in programma domenica prossima, ma il tecnico Mimmo Toscano deve fare i conti con l'ennesima emergenza sul fronte degli uomini. Stavolta è il reparto arretrato a soffrire perché se è vero che sarà assente Celli per squalifica, c'è disponibile Di Gennaro, poi Pieraccini e finiscono qui i difensori di ruolo, abili e arruolabili. Attenzione puntata sullo staff medico che prova a recuperare Allegretto. È la chiave di volta per le decisioni di Toscano, perché la sua presenza eviterebbe rivoluzioni negli altri reparti. L'ex Picerno è monitorato allenamento per allenamento e una decisione verrà presa soltanto sabato o nell'immediata vigilia della partita. Attenzione rivolta anche a Gherardi che tra squalifiche ed infortuni manca a pieno regime dallo scorso 31 ottobre. Se non dovesse recuperare, via il piano B e forse anche al piano C. Quaini in difesa per esempio con Corbari e Di Tacchio a centrocampo. Ma c'è anche la possibilità di vedere schierato dal primo minuto Bruzzaniti. È un'ipotesi sulla quale deve riflettere il tecnico che ritrova Lunetta lì davanti. La ripresa degli allenamenti dopo la pausa del giorno dell'Epifania servirà a tracciare il lavoro e il percorso di avvicinamento alla partita di domenica contro la Cavese. Per il calciomercato il Catania ha ceduto in prestito al Livorno Gregorio Luperini. Il Trapani ha invece ufficializzato l'arrivo in prestito di due giovani attaccanti, Salvatore Dimitri e Angelo Vapore, provenienti rispettivamente dal Palermo e dal Verona, con la formula del prestito secco. Adesso parliamo di Trapani Shark, figuraccia a livello mondiale ed eliminazione a tavolino per gli Shark di Valerio Antonini in Champions League dopo la partita farsa in Bulgaria. Sentiamo Laura Spanò. Al peggio non c'è mai fine, non è bastata la rinuncia contro la Virtus Bologna, l'ennesima figuraccia della Trapani Shark è arrivata in Europa. La partita tra il club Granata del patron Valerio Antonini, che da settimane fa i conti con diversi punti di penalizzazione in campionato a causa di irregolarità amministrative nei pagamenti di ritenute e contributi, e gli israeliani dell'Opel Olon, giocata in Bulgaria, è terminata 38-5 ed è durata solo 7 minuti, con Trapani Shark che ha finito
finito con un solo giocatore in campo, una figuraccia in mondovisione, con diversi giornalisti esteri che l'hanno definita la cosa più brutta mai accaduta in Europa. Gli Shark si sono presentati con solo 5 giocatori, di cui 2 giovani, per il play-in di Champions League, e lo ha fatto mentre in tanti continuano a scappare. Cappelletti, Rossato e Pugliatti si sono immolati in questa trasferta farsa insieme ai giovani Patti e Martinelli al loro esordio in Europa. Il dopo farsa è la nota di Antonini, che in questo modo ha evitato una multa di 600.000 euro. Ha detto: non ci sarà il ritorno, ed è attesa per oggi intanto la nuova pronuncia del Tribunale federale, chiamata a rispondere di una possibile dichiarazione mendace in fase di iscrizione al campionato di Serie A della Shark. Si parla dell'autocertificazione in cui la società dichiarava di essere in regola con il pagamento di lodi e pendenze, condizione necessaria per poter disputare la stagione, ma le verifiche sembrano indicare il contrario. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.